Allora Munda, allora non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. C'è un detto che dice: siediti sulle rive del fiume e aspetta che vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Ma non c'è nessuno, non c'è nessuno. Andati via tutti, perso tutte le speranze. E allora ho preso il Covicoso e qualcuno mi ha augurato di stare malissimo per il semplice fatto di aver scelto liberamente, nel pieno rispetto delle leggi, e di non piegarmi a 90 gradi a un ricatto dello Stato. Cazzo, mi dispiace per queste persone qua, ma ho fatto 10 giorni di quarantena obbligatoria spettacolari, cazzo. Sono stato solo un pomeriggio con un po' di mal di testa leggerissimo in confronto a quelli che avevo da uomo sposato. Quindi signori, come rispondere a queste persone qua se non con la seconda parte della mia quarantena insieme a Wilson? E qualcun altro mi ha detto: mamma che culo, adesso sei un uomo libero, adesso ti danno il certificato da guarigione. E no, amico mio, sono libero, sai perché? Perché continuo a non avere la necessità di andare in bar, ristoranti, cinema, teatri, eccetera eccetera, e in tutti i posti di merda che mi chiede il certificato per entrare. Quindi signori, patote le mondo, e per cui chi aspetta, niente, aspettate la prossima pandemenza. Si dice pandemenza? Aspetta, come dice che si dice? Ah, pandeminchia. Bonjour le monde e buon sabato popolo dei negativi, cazzo. Cominciamo la giornata facendo i piatti. Mamma mia, Wilson dove sei? Non te danno man. Wilson sta facendo colazione, eccolo qua. Sta bevendo il tè. Ti piace Wilson? Se te veneziano, te sboro. Vabbè, dai, mettiamoci alle opere. Nel mondo ci sono ancora anime pure e generose in questo mondo. Ecco qua, cappuccino e biscottini in regalo, cazzo, fantastico. Mamma mia, Wilson. E Wilson niente, perché non si è fatto il punto ring. Quindi, caro Wilson, t'attacchi al sasso. T'attacchi al sasso. Cazzo, ho appena visto un Mercedes. Bellissimo, con stemma. Devo trovare il modo di piccarlo qua. Vedremo. Sì, sarebbe un figurone, cazzo. Io picco qua come stemma della Mercedes. Ecco la quarantena spettacolare, cazzo. Libro, amacca. Adesso mi butto qua senza nessuno che mi rompi i coglioni e via. Che sei Wilson? Cazzo, sei che dorme. Mamma mia, e dorme come un sasso, cazzo. Va buono, siamo qua, dai. Niente, se sentiamo qua su Scaligna allora. Dura la convivenza. Cosa preparato il chef Positive Edition? Pronti? Vai con la musica. Oggi lo chef prepara la papà col pomodoro, la papà col coso. Nel frattempo, finché la pasta si fa, mangerò una fantastica bruschetta all'olio. Cosa? Bastardo, tutte ti devi mangiare. Abbiamo ospiti. Dai, dentro. Etna. Dai, su. Vai. Casa tua. Dai. Vai. Dai, salto. Vieni qua, mangia qua. Ha preso la media o Wilson? La media. Non sono mica convinto che abbia tolto la media. Wilson! Ehi, Wilson! Cazzo! Qua ti sei. Ti hai cuffie, per questo non ti mi sentivi. Niente, avevo paura che ti avessi portato via il cam. Signore. No. Cazzo. Ti vedi che viene sul caffè, no? Spegni. Ma che bordello, te la daria secca. Allora il mondo, allora cosa ha preparato il chef Positive Edition? Il chef adesso preparerà dei fantastiche salsì. Cosa che sei? Perché ti piangi? Sai perché stamattina ti ho detto che te la daria secca? Per quello ti piangi? No, ti sei dovuto tagliare le cipolle.
Mamma mia, te ad aria secca, guarda. E voilà, servito, guarda che figata. Guarda, te ho fatto le righe in mezzo come che ti volevi. Come no? Ti volevi in parte. Ti puoi dirmi prima, no? Che te ad aria secca, cazzo. Sistemiamo un attimo i baffi però. Come no, cazzo, dai, che ti pari a mandare so, per stare un po' di coglioni. E già, caro Wilson, tra poco San Valentino, già. Come cosa so devo fare? So devo levarmi i uovi, non ti vedi? Se sa mai che Dio mi manda qui a giusta, che te llaman anche i tuoi, ti piaceria, oh? Te ad aria secca, guarda. Allora, caro Wilson, ti spiego. Allora, oggi 11 febbraio cambiano le regole e da oggi non è più obbligatorio tenere la mascherina all'aperto ma solo al chiuso. Per esempio, no, se tu vai al cinema o al teatro devi stare con la mascherina. Oggi riaprono anche le discoteche, quindi si va in discoteca con la mascherina. Però il comitato tecnico scientifico, fatto da menti geniali, ha detto che mentre si balla la mascherina si può togliere, hai capito? Quindi è evidente che sto coronavirus ti attacca solamente se stai fermo e non se ti muovi, quindi adesso io continuo a stare senza mascherina qua dentro, visto che mi muovo, e visto che ti resti sempre impalati, ti tieni la mascherina, capito? Come, te pare una cagata? Ti dici? Ma ti è proprio duro, cazzo, non ti capisci che lo fa per il nostro ben. Ti sei proprio un negazionista, cazzo. Te ad aria secca, guarda. Allora, le Mund cosa ha preparato Leo Chef? Positive Edition. Allora, Leo Chef voleva fare un fantastico piatto di riso e fagioli, però oggi c'è un via vai di gente, oggi pomeriggio, quindi per evitare che l'aria si facesse pesante, Leo Chef ha optato per risi e bisi. Ecco qua. Cosa che sì? Ti vuoi anche a te? Sì? Non ti piace il riso? Ti piace solo i bisi, ti piace i bisi, i piselli, che te ad aria secca e cionasso. Cosa ha preparato Leo Chef Positive Edition? Allora, Leo Chef domani si sveglia presto per andare a fare il Tampax di fine quarantena. Speriamo bene, dai, siamo positivi anche domani. E allora Leo Chef non aveva voglia di fare da mangiare gli vari piatti, allora ha ordinato una meravigliosa pizza che hanno portato qua in Valle Santa Felicita, in via dei Coglioni. Adesso mi mangio. Bastardo, pezzo di merda, tutta ti tiega mangiare, niente ad aria secca. Ah no, ti mangia un tocchetto. Scusa allora. Li avevo i vestiti, va cazzo. Guarda qua che schifo. Oh signore. Cosa sei che ti fai? Dai che non sei il giorno del bagnetto, dai che non ho voglia, vieni fuori. Niente ad aria secca, guarda. Cazzo, che bellissima giornata. Adesso andiamo a fare un giro in bici. Cosa è sto rumore? Oh. No, cazzo. Stia. Te avevo detto che non ti arrivavi, oh. Te ho detto abbassate a sederti. No. Stia te ad aria secca, guarda. Bonjour le monde, 6:54. Allora, oggi giorno importantissimo, cazzo. Oggi Tampax Day. Dai, vediamo come che va, siamo positivi. Adesso beviamo un caffettino. Ostia, cosa si sta roba qua? Oh, se che sveglia il principe. Buongiorno, sa, te ad aria secca, ostia, come siamo bene, proprio da te, che pensavo che ti fossi un no, che non ti credessi nel letame, che ti fossi un no merda. Ah, stai dentro un altro poco, va. Cosa? Che non sia negativo, che pensa positivo. Te ad aria secca, guarda. Anzi, te ad ago secca.